Telespettatori di Sesta Rete, ben ritrovati con il consueto appuntamento domenicale con il calcio dilettantistico siciliano. L'appuntamento si chiama Penalty, in onda in diretta su Sesta Rete di Catania ogni domenica a partire dalle ore 19, la replica alle 23:15 e la replica anche domani lunedì. Così come domani lunedì in buona parte della Sicilia avrete modo di vedere la nostra trasmissione e a tal proposito salutiamo gli amici di TRA di Acireale, Prima TV di Giarre, TGR di Randazzo, Teleblea di Ragusa, TVR Xenon di Caltagirone, Canale 8 anche di Avola. E salutiamo anche la nostra penaltina. Buona domenica a tutti. Che non ha una grande voce oggi, eh? Oggi ho un po' mal di gola, però ce la facciamo. Spero che non svieni No, neanche no. tu. Ok, no. Perfetto. Salutiamo nella nostra quasi postazione internet il nostro Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Sì, oggi sto indegnamente occupando No, ci mancherebbe. Computer. Sì. Anche perché, insomma, sei arrivato in tempo giusto per raccontarci la festa di una cittadina catanese, ovvero la cittadina di Milo. Sì, fino a pochi minuti fa mi trovavo a Milo per i festeggiamenti del salto in prima Sì. categoria, vittoria 3-1 sul Real Adrano e matematica certezza della promozione, ma poi avrete modo di Certo, parlare. ci sarà anche Dario Giuffrida che insomma ci racconta le vicissitudini della squadra pedemontana. Un saluto al nostro amico giornalista Antonio Foti. Ciao Antonio, intanto Ciao. Grazie per aver accettato il nostro invito a partecipare a questa trasmissione che parla di calcio dilettantistico. Insomma, tu hai vissuto il calcio anche a grandissimi livelli, insomma, essendo anche un corrispondente di una piazza importante qual è Acireale. Sì, grazie intanto per l'invito. Sì, un calcio fatto di Serie C, di Serie B, ogni tanto capita di fare il Catania anche per la Gazzetta dello Sport. Quindi... certo. È un altro calcio quello che Sì. trattiamo noi, Antonio, però come dicevamo fuori diretta è un calcio che comunque ha un suo seguito, ha i suoi fedelissimi, si muove tantissima gente quando c'è il calcio dilettantistico. C'è un indotto, una filiera importante, come dicevamo poc'anzi dall'altra parte in redazione, c'è una carovana, in effetti non è un termine mio, l'ho rapito ad un amico dall'altra parte in redazione, in effetti è vero, tra gli arbitri, i dirigenti, nonni, parenti, atleti, è un indotto abbastanza importante e quindi va trattato. Ovviamente i riflettori sono puntati dove ci sono i miliardi, dove ci sono gli ingaggi, i procuratori, i diritti d'immagine, ma anche questo calcio, il vostro calcio, il nostro calcio è un calcio importante. Il sottotitolo tra l'altro dice tutto il calcio di cui il calcio vero appunto non parla mai, però è giusto ogni tanto ritagliarsi degli spazi e raccontare una domenica anche di gente comune. Infatti, è proprio l'essenza del calcio, credo sia proprio quella. In effetti il calcio proprio genuino, biologico, si cercano le cose semplici, il blu di Armani e questo calcio, quello che trattiamo noi anche stasera, voi fate ormai da diversi anni, è il vero calcio. Perfetto. Hai seguito oggi questa trasferta dell'Acireale? Sì, ho seguito oggi la trasferta dell'Acireale, ho seguito anche il Catania, ho seguito tante altre cose, ho seguito tutto il calcio che poi è l'essenza della nostra professione. È vero, quindi, è vero. Oggi Io dico sempre che è 2-2. un virus poi che accompagna la vita dei giornalisti sportivi, no? Il calcio soprattutto su tutti. Sì, decisamente. Anche se poi a fine stagione aumenta la stanchezza perché tutte le domeniche a stare sui campi, a inseguire i tabellini, il nome dell'arbitro, così poi alla fine Possiamo è un po' immaginare, stanchi, no? Perché questo calcio poi è fatto di queste problematiche. anche e soprattutto. In Serie A ti arriva la cartellina, in Serie B, in Serie C. Nel calcio comune bisogna andarle a raccogliere queste bussare cose. dietro la porta dell'arbitro per dirgli la provenienza, il nome di battesimo e quant'altro. È vero, Fa parte è vero. del gioco comunque. Benissimo, allora apriamo i battenti a questo punto con i risultati e la classifica del campionato di Serie D. Parliamo di un campionato che vede la squadra regina dell'Interreggio volare sempre più dritta verso la Serie C2. A te la parola, cara Giada, con i risultati della 28esima giornata. Sant'Antonio Abate, Acireale 2-2. A Caltanissetta, Nissa, Acri 2-0. A Vallo della Lucania, Battipagliese, Interreggio 1-2. A Nola, Nuvola San Felice, Noto 2-1. A Licata, Palazzolo 2-2. A Reggio Calabria, Cittanova Interpiana, San Biase 0-5. Ad Adrano, Serialburni 1-0. A Cosenza, Nuova Cosenza, Sporting Club Marsala 2-0. A Messina, Valle Grecanica 2-1.
Ennesima vittoria della squadra del Messina, ma l'Interreggio sembrerebbe proprio ormai puntare dritta verso la promozione in seconda divisione. Guardiamo la classifica. Interreggio volata in prima posizione, ecco, con 51 punti, Nuova Cosenza e Nuvola San Felice 45, Adrano e Messina 44, Palazzolo e Licata 41, Battipagliese 40, Acri 39, Sporting Club Marsala, Seralburni e Noto 34 punti, Sant'Antonio Abate, San Biase 32, Acireale 31, Nissa 29, Valle Grecanica 28 e per ultima Cittanova Interpiana con 18 punti. Ricordiamo che Cittanova Interpiana ha un punto di penalizzazione, Sant'Antonio Abate 2, Messina 7 punti di penalizzazione e Acireale e Battipagliese hanno una partita in meno. Carmela, a questo punto diciamo bene, no? L'Interreggio sembrerebbe ormai veramente ad un passo dalla promozione. Questo non lo so, per oggi la formazione Di Maria ha fatto un bel colpo, perché vincere a Battipaglia non è mai facile. Premesso che la Battipagliese secondo me è la rivelazione in negativo di questo campionato, perché era partita con ben altre premesse. Per andare a giocare a Battipaglia non è facile. E se oggi vorrei sottolineare la domenica positiva delle due etnee, l'Adrano torna alla vittoria dopo lo sfortunato recupero infrasettimanale con il Licata e tutto sommato la Ciriale coglie un buon punto a Sant'Antonio Abate. È inutile nascondersi guardando la classifica che ai Granata di Gardano servivano i 3 punti per alimentare le proprie speranze di lasciare i playoff. Però intanto un punto in Campania è sempre prezioso e in queste ultime 6 partite comunque la formazione Granata se la può giocare. Antonio, peccato per il Messina, cioè questi 7 punti sono stati veramente un macigno e seppur con 7 punti di penalizzazione continua insomma, a vincere insomma, sarebbe stata veramente una brutta gatta da pelare per l'Interreggio. Hai letto la nuvoletta sopra il mio capo, perché in effetti non solo perché ho guardato la classifica, ho dato un'occhiata, sono convinto che il Messina ha un'ottima organizzazione societaria, Imbertoni ha un ottimo tecnico, probabilmente emergente, ma lo dovrà dimostrare nel corso degli anni. E poi anche se è diventata una squadra, Cimitero degli Elefanti, Corona, l'ho visto più volte quest'anno, sempre per motivi legati alla nostra professione, Messina, da Adrano, e l'ho vista da Cireale anche, Corona comunque non segna, non fa tantissimo gioco, ma tiene impegnati 3 giocatori della squadra avversaria, quindi in effetti è sempre stanno tutti sul chi va là, perché insomma l'esperienza di Corona però è anche vero una cosa, che è vero è un po' Cimitero degli Elefanti, lo è, perché quando hai Giorgio Corona, quando hai Carmine Coppola, Sasà D'Alterio, però è anche vero che quest'anno la rivelazione del Messina sono stati i giovani. La settimana scorsa abbiamo parlato di Cocuzza, che tra l'altro è parente è cugino di Corona, ma si dice un gran bene del portiere Rossi Pontello, cioè ci sono tutta una serie di elementi in tutto l'organico che tra l'altro Bertoni ha saputo valorizzare, quindi è una squadra ben assortita, è un mix di esperienza ma anche tanta buona gioventù. Beh, potrebbe essere anche di buon auspicio per la prossima stagione, no? Cioè il fatto della conferma di qualche giovane integrato con i nonnini. Io volevo completare il ragionamento che stavamo facendo prima, ricordo il Perugia di Gaucci, con i Dossena, con altri grossi nomi, però che non facevano crescere gli altri. Probabilmente adesso il ragionamento che si è fatto quest'anno a Messina è stato proprio quello di inserire delle chiocce, appunto degli elefanti, abbiamo così scherzosamente li abbiamo nominati, però ecco, se poi dietro fanno crescere gli altri, un po' quello che succede da anni nella Juventus. La Juventus oggi ha dei giovani, dei giovanissimi, dei giovani comunque molto interessanti, cresciuti all'ombra di Pavel Nedved, di Del Piero, di altri, quindi è un ragionamento giusto. Peccato per quei 7 punti, ma non è detta, però dico i tempi, il calendario ormai i tempi stringono. Mentre per le siciliane, come l'hai visto il campionato quest'anno dell'Interregionale? Le siciliane escludendo il Messina, perché insomma abbiamo detto che comunque è dato
andato benissimo. Bene Ladrano, il solito Adrano di Pippo Strano, solito tecnico tenace che poi costruisce la squadra a propria immagine e somiglianza. Mi è dispiaciuto il fatto che Daniele Costa sia andato via in una squadra napoletana, perché Daniele Costa è comunque un giocatore che avrebbe potuto dare imprimere, ecco, una grande velocità a questa squadra, una risorsa molto importante, l'abbiamo persa. Daniele Costa di Aci Catena è un prodotto nostro, locale, diciamo. Quindi, però dico, il Ladrano continua a far bene a segnare. Deludente il cammino della Girale, seppur in queste ultime 5-6 giornate sta facendo bene, però troppo poco per una per piazza il che sappiamo blasone, per la benissimo. piazza, tanto se noi pensiamo che Tra l'altro la tu, Girale vivendo poteva... ad Aciriale, insomma, hai il cuore se- pulsante dei tifosi. Decisamente sì, ma anche i tifosi ormai si sono interessati, si stanno interessando decisamente ad altro, nel senso la Girale è seguita, bastano 2 o 3 vittorie per portare tanta gente al Tupparello. Allo stesso modo però poi si perde, va a sciogliersi come neve al sole l'entusiasmo per una società che da troppo tempo è relegata in categorie non proprio Ma adesso consone al blasone della società. Però adesso il problema è legato al fatto che la Ciriale fa un campionato di Serie D. Il campionato di Serie D, io sono dell'idea che si fa o per vincere o per vincere. O per Perché navigare a vista. ma comunque con delle spese considerevoli, perché già mantenere una squadra nell'interregionale ha dei costi micidiali, quindi insomma secondo me si dovrebbe trovare una linea ben chiara, ben decisa per il cammino di questa società. Decisamente è così in effetti, però quest'anno la Girale ha cominciato con una grandissima festa, ha portato circa 5.000 tifosi in una piazza di Aciriale con una manifestazione. C'era molto entusiasmo. C'era molto entusiasmo, però adesso i risultati, vedere relegato la Girale in quart'ultima posizione non è certamente bello. Non dico solo professionalmente, lo dico, ecco, più da acese, dispiace dopo che la Girale per tanti anni ha fatto bene in C2, in C1, eccezione fatta per quei 2 anni di Serie B che sono stati questa è stata una favola, un sogno. Infatti, una favola che è stata vissuta da Aciriale, dalla società, però ecco, non è certamente la Serie B la categoria di appartenenza, specie con la crisi economica della città che sta vivendo in questi anni. Generale, poi mantenere una società nel professionismo puro, senza un vivaio, senza le strutture, senza organizzazione, senza dirigenti, perché purtroppo mancano anche quelli. Questo è. Mancano anche quelli. Invece io con Carmelo volevo dire che questa vittoria della Nissa, insomma, potrebbe far pensare che la Nissa sta cercando di tirarsi fuori, anche se insomma i problemi sono considerevoli. Il Messina gli ha fatto un grande favore battendo il Valle Grecanica. Infatti. E io credo che anche il terzultimo posto possa essere un grande traguardo per la formazione nissena, perché tra l'altro per il tipo di campionato che ha fatto, per le difficoltà che ha avuto quest'anno, arriva con la mentalità giusta ai play-out. Ai play-out si trova meglio chi arriva magari dall'aver rischiato la retrocessione diretta, piuttosto da chi ha fatto Perché di un più campionato di metà determinata la classifica lotta. e poi si ritrova sest'ultima senza sapere un po' come ci è arrivata. È vero. Quindi io prospetto un finale di stagione interessante per la Nista. Non dico che ha buone chance di salvarsi, sarebbe troppo, però quantomeno osare se la troppo, giocherà. però se la a questo giocherà. punto. Adesso vediamo il tabellino della prossima giornata, perché così capiamo bene quali saranno gli scontri che potranno interessare sia la zona della promozione sia soprattutto la zona retrocessione. La prossima settimana si giocherà la 28esima giornata, saranno questi gli incontri: Interreggio Adrano, Marsala Battipagliese, Noto Acri, Aciriale Cittanova, Messina Licata, San Biase Nissa, Valle Grecanica Nuova Cosenza, Serre Alburni Nuvla San Felice ed infine si concluderà con Palazzolo Sant'Antonio Abate. Anche questa quindi sarà una settimana abbastanza interlocutoria e quindi capiremo ancora di più i posti che scotteranno per i play-out e anche in un certo senso la griglia per quanto riguarda questi playoff, che non è che siano poi tanto amati da queste società, perché insomma c'è una trafila per arrivare poi nella categoria superiore, che è quasi impossibile pensare che partendo dai playoff si possa raggiungere la seconda divisione. Antonio. Sì, sono perfettamente d'accordo, solo la Cicatena, ma il campionato era diverso, vinse il campionato di eccellenza facendo i playoff, fece una sfilza di 7-8 gare, tutte vittoriose, sì. Ma in quella Cicatena di Lucio Tosto c'era veramente Daniele Costa, tanti buoni giocatori. Categorie importanti qualche anno fa, 6-7 anni fa se non vado errato, e quindi da questo punto di vista, però dico chi
chi ha ancora benzina nelle gambe ci arriva e sono sempre importanti, è una passerella è una anche, passerella importante, una quindi passerella. voglio dire, vincerli non è facile, però sostanzialmente da questo punto di vista chi ci arriva con benzina nelle gambe ha buone Può buone fare bella possibilità. figura. Benissimo, a questo punto giriamo pagina, passiamo al campionato di eccellenza, 2 gironi come al solito, il girone A e il girone B. Subito parola a Giada che ci dà lettura del tabellino per quanto riguarda il girone A, giunto alla sua 27ª giornata. A Castelvetrano, Folgore Selinunte, Alcamo 0-0. A Casteltermini, Atletico Campofranco, Audace 3-1. A Custonaci, Riviera Marmi batte Città di Terasini 5-0. A Camarata, Camarat Mazzara 2-2. A Palermo, Palermitana Parmonval 0-5. A Trapani, Valderice batte Ribera 2-1. A Castellammare del Golfo, Castellammare San Giovanni Gemini 2-0. Ad Agrigento, Acragas San Cataldese 1-1. La sconfitta del Ribera non impedirà probabilmente alla squadra agrigentina di raggiungere la sognata promozione nel campionato di interregionale, guardiamo comunque la classifica. Ribera è in vetta con 63 punti, seguito da Alcamo 54, Acragas 51 punti, Camarat 50, Atletico Campofranco 49, Riviera Marmi 45, San Cataldese 42, Valderice 40, Audace e Mazzara 39 punti, San Giovanni Gemini 31, Castellammare e Parmonval 30, Folgore Selinunte 23 punti, Città di Terasini 13 e chiude Palermitana con soli 6 punti. Carmelo, questa sconfitta del Ribera, insomma, mi sembra un po' strana se devo essere sincero, no? Perché insomma il Valderice, sì, doveva vincere, però il Ribera bastava un punto per a questo punto raggiungere l'interregionale. Ma sai, non è stranissima. Oh, certo, sorprendente Cioè, lo è. sorprendente Però lo è. non è stranissima e ti spiego il perché. Perché il Valderice quest'anno con le grandi non ha una classifica molto esaltante, però quest'anno con le grandi si è esaltata. Ha battuto il Camarat, ha messo in difficoltà l'Acregas. Insomma, tu anche dici con se la l'Alcamo. sono giocata. È una squadra molto insidiosa. Il Ribera non ha avuto una settimana facilissima, un po' le pressioni, i problemi dello stadio, questa vicenda del deferimento che non si sa ancora come va a finire. Non è stata una settimana semplicissima Sono per la stati un po' squadra distratti. di Totò Bruccoleri, le distrazioni sono state parecchie. Certo è, a questo punto il campionato lo possono perdere solamente loro, anche perché le altre non è che ne abbiano approfittato. Infatti, L'Alcamo ha pareggiato l'Alcamo contro ha una pareggiato. modesta Folgore, lo stesso per l'Acregas che si è fatto fermare all'Esseneto dalla San Cataldese, quindi il Ribera sta avendo delle difficoltà ma le altre non ne approfittano. Il Ribera chiaramente non ha molte difficoltà, probabilmente a raggiungere questa categoria, quella dell'interregionale, e tu che sei un grande intenditore dell'interregionale, ma Antonio, secondo te il Ribera può fare qualcosa di importante in un campionato impegnativo come quello dell'interregionale? Tutto dipende dalla struttura che c'è dietro. Non conosco i fatti del Ribera e di moltissime altre società specie del girone occidentale. Dell'eccellenza. Bisogna vedere che tipo di entusiasmo c'è. Ecco, prima mi piace parlare e analizzare le cose di cui sono a conoscenza. L'entusiasmo di una città, di un'amministrazione comunale, di un gruppo, di una scuola calcio può tante volte orientare, imprimere accelerazione circa un progetto. Evidentemente dopo questa cavalcata, insomma, la prossima settimana il Ribera vincerà il campionato matematicamente. Da questo punto di vista bisogna vedere cosa creeranno dietro, che tipo di risorse economiche stanno dietro alla società del Ribera. Ecco, solo così si può fare una giusta analisi. Non conoscendo bene i fatti non mi sembra. In effetti chi vince il campionato in questo modo spessissimo fa bene anche nelle annate successive per l'entusiasmo. Per l'entusiasmo. Beh,
però sottolineiamo anche il fatto che Ribera è una piazza commerciale, è una piazza dove insomma gira una certa economia, la famosa pesca di Ribera, quindi io credo che gli sponsor possono aiutare una società che fa un passo importante nel campionato interregionale. Bisogna vedere se la politica vuole aiutare attraverso l'economia questa società, se qualche sponsor grosso innamorato del calcio di Ribera abbina il proprio nome e quindi magari non è detto che poi solo con i soldi vinci i campionati, se no l'Inter già o il Milano le grosse qualche campionato. Grazie a Dio, non è scienza esatta. Vediamo adesso invece la situazione per quanto riguarda il girone B, il girone dove la scorsa settimana con il big match tra Ragusa e Città di Messina si è delineata in linea di massima la squadra che il prossimo anno disputerà il campionato di interregionale. In poche parole il Ragusa con la vittoria nel big match ha veramente probabilmente messo la parola fine a questo campionato e a questo girone che è stato abbastanza delineato già dalle prime giornate. Infatti il distacco delle due squadre, il Ragusa e del Messina, nei confronti della terza in classifica è stato ed è ancora tuttora abissale. Ma guardiamo i risultati della 27esima giornata. A Messina, Città di Messina, Atletico Catania 7-0. A Caltagirone, Aquila Caltagirone, Comiso 2-0. A Capodorlando, Orlandina, Due Torri 1-1. Ad Avola, Real Avola, Enna 6-0. A Vittoria, Città di Vittoria batte Leonzio 5-1. A Mister Bianco Ragusa 0-2. Ad Aci San Filippo, Aci Catena Taormina 0-0. A Modica Trecastagni 0-0. E come abbiamo detto poc'anzi, sia il Messina, il Città di Messina, sia il Ragusa continuano a vincere, anche se ormai i giochi sono fatti. Guardiamo la classifica e possiamo notare che a questo punto l'interesse più importante passa sicuramente nella sistemazione, nella griglia che si sta preparando in vista dei play-out. Classifica. Ragusa in testa con 75 punti, seguita da Città di Messina 70, Due Torri 47, Città di Vittoria 46 punti, Real Avola 45, Aci Catena 41, Taormina 39, Orlandina e Trecastagni 36 punti, Comiso e Modica 32, Mister Bianco 31, Aquila Caltagirone 28, Atletico Catania 27, Leonzio 6 e per ultima Enna con 2 punti. Ricordiamo che Aquila Caltagirone ed Atletico Catania hanno un punto di penalizzazione, Leonzio 3 punti di penalizzazione, mentre Enna ne ha 6. A questo punto, Carmelo, l'interesse passa veramente soltanto per i play-out che insomma in linea di massima sono stati già decisi, adesso bisogna soltanto capire gli abbinamenti orientativamente, guardando un po' la classifica. In questo momento tiene banco la sfida fra le due Ible. Potenzialmente l'unico dubbio lascerà. L'unico dubbio lascerà, si contendono loro il posto e secondo me il Modica è nettamente favorito. Il Comiso oggi ha perso male a Caltagirone e noi, Ettore, devo dire, abbiamo fatto qualche settimana fa un errore di valutazione un po' tutti. Sul Caltagirone? Sul Caltagirone, perché lo avevamo dato troppo presto per spacciato, invece nelle ultime settimane è una squadra battendo tra l'altro nel recupero ha battuto l'Atletico nel recupero, ha battuto battuto oggi il Comiso e quindi è una squadra che arriva con grande convinzione ad affrontare i play-out. Si fosse svegliata prima, nell'ambiente ci fosse stata quella scossa prima, li avrebbero anche potuti evitare, mentre invece, Ettore, voglio sottolineare sulla parte bassa della classifica la caduta libera del Mister Bianco, non tanto per la sconfitta di ieri con il Ragusa, che ci può stare perché è primo in classifica, però ieri proprio la squadra è stata inconsistente ed è a parecchie settimane che secondo me hanno un po' mollato proprio nel momento in cui c'era bisogno di lottare, quindi vedo la squadra di Battiato in grandissima difficoltà. Mentre le difficoltà in questo girone, come hai potuto ben vedere dalla classifica, sono state soprattutto due piazze importanti, ovvero Enna e Lentini, che hanno mollato troppo presto e soprattutto con il loro blasone
Non è possibile che un campionato importante come quello di eccellenza, la loro immagine insomma, vada a capofitto. È sprofondata in effetti l'immagine di queste due grosse piazze che hanno fatto nel recente passato anche campionati importanti, hanno avuto allenatori importanti, giocatori importanti, sprofonda nel nulla, perché in effetti è incredibile, è incredibile. Con tutto rispetto per i campionati che ci stanno dietro, che stanno dietro all'eccellenza, insomma Enna e Lentini non meritano questa categoria e quindi questa posizione in classifica a maggior ragione. E questa è una cosa brutta, no? Sai perché? Perché poi si rischia, come è successo in buona parte del campionato, di falsare alcuni incontri che hanno potuto delimitare anche la linea tra le squadre che puntavano alla promozione e le squadre che chiaramente dovevano cercare di salvarsi, no? Perché due squadre importanti, insomma, hanno creato uno squilibrio interno al girone che poi si è veramente trasferito per buona parte del campionato stesso. È vero, cominciano ad esserci dei giochetti già purtroppo così in campo nell'ultimo mese. Poi con questi grossi distacchi in effetti il campionato viene falsato a spese di chi invece un campionato lo ha fatto bene, ha speso dei soldini, con si è allenato con sacrifici. grandi sacrifici e poi appunto si vede Noi di penalizzato. penalty, caro Antonio, sai che diciamo sempre? Che non lo ordina nessuno di fare la squadra, cioè fare i presidenti è facile sulla carta, ma ci vogliono anche le risorse economiche. Fare la squadra con i contributi del comune non è più pensabile nel 2012, magari possibilmente era pensabile un paio di anni fa. Adesso se i presidenti non hanno un budget di sponsor o quantomeno un gruzzoletto per fare i campionati, non iscrivete le squadre, è molto semplice. Sono perfettamente d'accordo. Cioè perché nessuno lo dice, ma purtroppo- secondo me è questo che bisogna fare. Ma perché io opero in un comune, dirigendo l'ufficio stampa di un comune, e so quello che circola attraverso appunto i trasferimenti statali o regionali, e quindi da questo punto di vista ormai sono quasi azzerati. Ad Aci Catena, proprio perché io dirigo l'ufficio stampa al comune di Aci Catena, da marzo compreso, non si pagano più gli abbonamenti ai ragazzi per il trasporto gratuito per lo scuolabus. Quindi Attenzione, queste se sono cose già- molto più importanti di una infatti, squadra di se calcio. già ci sono di queste problematiche, il problema è che molte società purtroppo non mettono nella voce bilancio una voce, il contributo comunale, mettono la voce, la inseriscono come la voce, quindi questo è sbagliato, perché secondo me nel bilancio di una società anche piccola, di eccellenza, di prima categoria, questo tipo di analisi deve essere fatta già a priori, l'anno prima. Allora io penso che altrimenti non mi fanno la entreranno zero dal comune e quindi sarò bravo a procurarmi altri sponsor, Certo. altri introiti così attraverso iniziative, cose, ma il trasferimento dalla regione, dei fondi Non è più statali è va a finita, diminuire, questa quindi- bella favola dei contributi, Sì, è decisamente, finita, perché decisamente. molte società comunque ci hanno costruito insomma anni di campionati di avanguardia. Come no? Per poi, Per non, poi far dopo- finta, non far finta di pensare che ci sono dei dirigenti o dei presidenti che a questi livelli vorrebbero guadagnarci. Ecco, potresti anche lucrare a questi livelli, però devi avere una programmazione valida, Fai un investimento della gente valida, un investimento valido, allora crescita. puoi cercare di vendere magari l'asso alla società di Serie B, di Serie A e quindi magari lucrare. Insomma, Ma- Antonio, come vedi, questi campionati dilettantistici soffrono in maniera incredibile, insomma, di risorse economiche, quindi un po' ci dispiace, però dobbiamo anche guardare alla realtà che è questa. Ettore, c'è molta improvvisazione, quella che non sto vedendo in questa redazione, perché poco fa già addirittura diceva ad Aci San Filippo, cioè quindi il posto, Sì. non è che ha detto Aci Catena, ad Aci Catena, sì, Aci Catena infatti. Taormina 0-0, ha detto Aci San Filippo, quindi quando ecco, ho voluto fare questo scherzo, un complimento alla vostra trasmissione, alla vostra redazione, per la precisione. Accettiamo i complimenti perché so che vengono da un professionista e quindi noi siamo Ti doppiamente piacere. contenti. ti ringrazio. In ogni caso l'improvvisazione regna sovrana ormai nel mondo del calcio, anche a livelli di serie C1, C2, chiamiamola prima divisione, seconda divisione, quindi andando a scendere in Serie D ormai basta leggere le pagine dei giornali, dei quotidiani sportivi nazionali, ci sono 2 o 3 squadre che non arrivano mai a fine stagione e questo è un fenomeno E ne capiamo il motivo. degli ultimi, e prima non succedeva mai, È prima vero. succedeva in terza categoria e in seconda categoria, È vero. adesso invece in Serie D poi Sono alla fine cambiati i giochi. il Cittanova e altre squadre non ce la fanno più a pagarsi le cose, e so per certo, e questo vuole essere un complimento, oltre il complimento
che penso non sia stato gratuito, fatto per la vostra redazione. So per certo che la Cicatena, mi va di salutare Turi Giuffrida, che è uno dei grandi dirigenti dopo l'abbandono, tra virgolette, del patrono Sebastiano Strano. Ad Cicatena praticamente si sta facendo un lavoro veramente certosino per andare a recuperare ma veramente le 50 euro per portare avanti un campionato, e lo stanno facendo in modo abbastanza in maniera dignitoso. assolutamente onesta. Credo, non vorrei sbagliarmi, che oggi con questo punto la Cicatena abbia potenzialmente salvato, mi pare che salva la stagione. Cercavano un punto per la salvezza matematica, ci sono riusciti, e quindi bisogna fare veramente i complimenti a questi dirigenti che, levando magari la pizza al figlio, la seconda pizza durante la settimana, porta avanti un discorso etico. È il calcio popolare, questo qua è proprio l'anima del dirigente, l'anima del giocatore, che mette la voglia e la passione quando fa questo tipo di calcio, e quindi questo va lodato e va premiato. Purtroppo noi stiamo pagando, e chiudo, già da un decennio quella brutta, strana sensazione che i ragazzini avevano subito dopo le scuole calcio e volevano essere pagati, supportati dai genitori. Però ti rispondo dicendo che adesso non ci sono neanche più i ragazzini, perché il calcio sta passando un po' in secondo piano. Decisamente. Antonio, noi ti ringraziamo della tua presenza, ti vorremmo avere ospite prossimamente, magari quasi in chiusura della nostra edizione di Penalty nelle prossime settimane, sarà possibile, perché sei un tecnico preparato, quindi questa cosa qui farà un po' da cornice finale soprattutto al campionato di interregionale. Ti dovrò pagare il caffè la prima volta che ci incontriamo per tutte le cose, mi fai diventare rosso, non è così, no? Oggi io ho goduto di un turno di sosta per me, perché oggi non ho lavorato, noi siamo come i preti, no? Sì. Preti, quelli che cantano messa. Solo quelli. Infatti noi sabato e domenica lavoriamo, oggi non ho lavorato, ma con molto piacere ho aderito al vostro gentile invito, perché mi accorgo che è una bella trasmissione, quindi anzi vi seguirò. Grazie, gentilissimo ad Antonio Foti. Il nostro Carmelo rimane, perché con lui vogliamo parlare anche di promozione quest'oggi. Benissimo. Perfetto. E a questo punto, Giada, che dobbiamo fare? Adesso pochissimi minuti di pubblicità e ci ritroviamo qua fra poco. Ed eccoci rientrati in studio con l'appuntamento di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento con i risultati, le classifiche e i commenti del calcio dilettantistico siciliano. Risalutiamo di nuovo Giada. Vi risaluto anche io. Risalutiamo il nostro simpaticissimo Carmelo Puglisi, oggi in postazione non internet ma per parlare del campionato di promozione, e salutiamo il nostro nuovo ospite, ovvero Angelo Mirabella, un tesserato dell'ACI San Filippo, portiere, però preparatore dei portieri, nel senso che tu facevi il portiere prima, quindi voglio dire, ragazzino, mi sono cimentato. lo abbiamo invitato oggi, Angelo, perché lui è un responsabile, possiamo dire, provinciale di un'associazione, l'associazione preparatori portieri italiani, l'Apport, ed è un'associazione che proprio lunedì darà modo ai suoi associati di partecipare ad uno stage. Certamente. Prima di parlare di risultati e classifiche voglio darti questo spazio, perché è importante, perché la preparazione dei portieri spesso e volentieri è un po' sottovalutata all'interno di una squadra, invece adesso con un'associazione, con una preparazione più dettagliata, probabilmente questo può servire per valorizzare questo ruolo, che è un po' il ruolo da favola all'interno di una squadra, perché il portiere viene dipinto sempre come il più pazzoide della squadra, invece poi ha tutta una sua preparazione anche tecnica non indifferente. Allora, innanzitutto grazie Ettore dello Figurati. spazio. Sì, effettivamente il portiere forse come eguali ha solamente il pathos dell'attaccante, cioè le stesse sensazioni dell'attaccante. Gli altri ruoli sicuramente sono un po' diversi. Domani a Patti, in provincia di Messina, organizziamo uno stage dalla mattina alle 9:30 al campo comunale di Patti, fino al pomeriggio saranno presenti Luca Aprile, il preparatore portiere del Siracusa Calcio, Claudio Rapacioli, presidente di Apport, del direttivo di Apport, e Katia Rico del Regina Calcio, e un preparatore coordinatore. Praticamente si occupa dei preparatori dei portieri dal livello giovanissimi
alla primavera Sì. e si occupa anche di coordinazione. Sappiamo benissimo che Soprattutto nei nel- portieri la nell'ambiente coordinazione dall'età giovanile fino anche ai massimi livelli, la coordinazione è un elemento fondamentale. Lo stage dove si disputerà? Allora, Patti domani mattina. Dove si svolgerà più che Sì, disputerà? sì, allo stadio comunale, Sì. quindi chi non è associato può partecipare. Può partecipare, è importante. Sì, chi non è associato può partecipare, si presenta allo stadio, c'è una quota di iscrizione di associazione, diventi materialmente un associato di Apport. E poi dopo si E poi inizia sì. a vivere questo stage dove sicuramente la qualità sarà eccelsa, perché i nomi che mi hai dato dimostrano che insomma questa associazione vuole ritagliarsi uno spazio importante nell'ambito anche della federazione. Ma guarda, sotto questo aspetto Apport è nato, il suo statuto prevedeva proprio questo, farsi riconoscere a livello nazionale, proprio dalla federazione. Come preparatori atletici, infatti, che da Perfetto. qualche anno lo sono ufficialmente Ora c'è già riconosciuti. un elenco nazionale dove fanno parte per la stragrande maggioranza tutti ex portieri professionisti. Da quest'anno con molta probabilità si partirà per un secondo livello dedicato ai dilettanti o chi opera nelle squadre giovanili o nelle scuole calcio. Proprio dare la possibilità. Complimenti, perché l'iniziativa è sicuramente molto interessante. Sì. Continueremo a parlare con il nostro ospite, perché insomma ci racconterà anche le vicende del suo ACI San Filippo, che insomma ha perso questa settimana, però insomma credo che insomma la categoria sia salva. Speriamo. Allora, subito risultati e classifiche, lo facciamo con il girone A, parliamo del campionato di promozione, parliamo della 27esima giornata, girone A. A te la parola, Giada. A Campobello di Mazzara, Aragona 1-1. A Capaci, Città di Capaci, Canicattì 3-0. A Marsala, Borgate Terenove, Città di Villabate 6-0. A Cianciana, Città Isola delle Femmine 1-0. A Palermo, Sporting Arenella Palermo, Prizzi 2-2. A Marsala, Strasatti, Raffadali 3-4. A Villafrati, Ciminna, batte Salemi 3-2. A Favara, Profavara, Sciacca 4-0. La vittoria fuori casa da parte del Raffadali fa volare sempre di più la squadra agrigentina, che adesso raggiunge quota 56. Ma guardiamo la classifica. Sì, Ettore, come hai detto tu, Raffadali rimane in vetta con 56 punti, seguito da Sporting Arenella Palermo 50, Profavara 51 punti, Cianciana 43, Città di Capaci 42, Strasatti 40 punti, Salemi e Aragona 39, Campobello di Mazzara e Ciminna 36, Sciacca 35 punti, Città Isola delle Femmine 32, Canicattì 31, Prizzi 30, Borgate Terenove 14 e per ultima Città di Villabate 12. Ricordiamo che Aragona e Borgate Terenove hanno una partita in meno, Città di Capaci un punto di penalizzazione. Allora Carmelo, 30 secondi per fare il quadro di questo girone, anche se orientativamente questa ennesima vittoria fuori casa da parte del Raffadali ha proiettato la squadra agrigentina probabilmente con un piede già in eccellenza. Oggi è stato un turno importante perché il Raffadali ha ottenuto questa rocambolesca vittoria contro lo Strasatti, invece lo Sporting Arenella è stato bloccato in casa dal Prizzi. Già la settimana prossima il Raffadali potrebbe festeggiare, sarà un trionfo meritato anche perché il Raffadali come qualità dell'organico è straordinario, basti pensare a giocatori come Ojeda e Tabasso, potrebbero secondo me fare la Serie D tranquillamente. E c'è da dire, forse ha preso qualche gol di troppo quest'anno, poteva anche chiuderlo prima il campionato. Però continua a essere una piazza talmente importante che insomma l'eccellenza è insomma quella che probabilmente meglio si addice ad una cittadina importante come quella agrigentina. Proseguiamo, altro girone, parliamo del girone D, parliamo sempre della 27esima giornata, parliamo sempre del campionato di promozione, parola sempre in questo caso alla nostra Giada. A Rosolini, Città di Rosolini, Enzo Grasso 4-1. A Calascibetta, San Sebastiano, Leonfortese 0-1. A Solarino, Priolo, Nicosia 0-0. A Scordia, Giminica Scordia, Paternò 3-0 a Tavolino. A Nissoria, Agila Nissoria, Real Niscemi 3-1.
A Santa Croce Camerina, Santa Croce Scicli 1-1. A Gela, Atletico Gela batte Troina 3-0. A Ragusa, Orsa Ragusa, Virtus Ispica 0-1. È stata una settimana abbastanza interlocutoria perché sia la Leonfortese sia lo Scordia hanno vinto, quindi in vetta rimangono entrambi nelle zone abbastanza importanti di questa classifica, soprattutto la Leonfortese che probabilmente continua sempre di più a sperare nel passaggio di categoria. Classifica. Leonfortese in vetta con 58 punti, seguito da Giminica Scordia 53, Città di Rosolini 52, Atletico Gela 50, Nicosia 45 punti, Virtus Ispica 42, Santa Croce 37, San Sebastiano e Troina 34, Enzo Grasso e Real Niscemi e Scicli 32, Priolo 30, Agira Nissoria 28, Orsa Ragusa 20 e, per fine, Paternò escluso dal campionato. Non manca da ricordare che Agira Nissoria, Enzo Grasso, Orsa Ragusa e Troina hanno una partita in meno. Allora, vittoria della Leonfortese, vittoria anche da parte dello Scordia, che dire, probabilmente ormai i giochi ancora di più chiari di così, insomma non si può andare avanti, probabilmente la Leonfortese ha chiuso il campionato? Le inseguitrici tengono il passo, però secondo me il successo di Calascibetta oggi è stato determinante. Pesante. Un'altra prova di forza. Io credo che ormai per le prime 4 posizioni siano più o meno delineate. Resta un bel duello, quello per il quinto posto tra Nicosia e Virtus Ispica. Il Nicosia ha 3 punti di vantaggio, però l'Ispica ha un organico talmente valido e tra l'altro per quello che hanno speso a Ispica, se non raggiungessero neanche il quinto posto secondo me sarebbe ma i soldi sono stati spesi anche a Nicosia, insomma, voglio Nicosia. dire, hanno fatto anche però degli acquisti importanti. A Nicosia secondo me hanno fatto un progetto più a lunga scadenza, mentre invece a Ispica hanno investito su gente di un certo tipo come la Vaccara, Cervillera, subito per puntare all'eccellenza. Se non fai neanche il quinto posto hai fallito. È un fallimento, è un fallimento. Bene, proseguiamo, chiudiamo il tabellino del campionato di promozione, lo facciamo leggendo i risultati e la classifica del girone C, un girone insomma che vede anche protagonista il nostro ospite con il suo Aci San Filippo. Guardiamo i risultati della 27esima giornata. A Belpasso Aci San Filippo 3-2. A Mili Marina, Garden Sport Messina, Fiume Freddese 1-1. A Villafranca Tirena batte Piero Mancuso 2-0. A Santa Venerina, Real Santa Venerina Pistunina 1-0. A Via Grande, Sporting Via Grande San Gregorio 3-0. A Catania, Scommettendo batte Spar 4-0. Ad Aci Sant'Antonio Ambrosiana, Sporting Battiati 1-1. A Gravina Sport Insieme 0-2. Dicevo, il pareggio dell'Aci Sant'Antonio tiene ancora a galla il Via Grande, sperando magari in un aggancio all'ultima giornata. Ma guardiamo la classifica di questa 27esima giornata. Aci Sant'Antonio Ambrosiana 56 punti, Sporting Via Grande 53, Spar 49, Villafranca Tirena 48, San Gregorio 45 punti, Belpasso 40, Garden Sport Messina 39, Pistunina e Fiume Freddese 36 punti, Aci San Filippo 33, Sport Insieme 32, Real Santa Venerina 27 punti, Gravina e Scommettendo 25, Sporting Battiati 24 e chiude Piero Mancuso con 20 punti. Belpasso e Piero Mancuso hanno una partita in meno. Allora, è stata una settimana dove abbiamo visto che l'Aci Sant'Antonio insomma ha pareggiato, la Spar è ormai in caduta libera, un'ascesa invece del Via Grande, e 3 punti sembrerebbero tanti ma possono essere anche pochi. Il campionato è apertissimo, anche perché stiamo registrando una serie proprio di suicidi, perché l'Aci Sant'Antonio il campionato lo poteva già chiudere da qualche settimana e invece con risultati come quello di sabato, questo pareggio interno con il Battiati, lo sta tenendo aperto. La Spar, per l'organico che aveva, poteva tranquillamente lottare fino all'ultimo per il primo posto, invece rischia, se non di perdere i playoff, ma quasi. Secondo me mi aspettavo molto di più in questo finale di stagione anche dal San Gregorio.
Dal Sacracore, che tra l'altro adesso si trova anche un po' in pericolo, perché c'è il Belpasso che deve recuperare una partita col Piero Mancuso. Se dovesse vincere va a 43 e il Sacracore a 45, quindi anche la situazione dei playoff. Tra l'altro il Belpasso ha dimostrato proprio contro Sì. la squadra del nostro ospite di essere molto Adesso ce la in salute. racconterai. Un'ultima nota stavolta in questo girone la vorrei fare anche per la parte bassa della classifica, Sì. Ettore, perché la settimana scorsa abbiamo avuto ospite Filippo Millauro Santa e gli Venerina. abbiamo portato fortuna. Ha vinto anche questa settimana Col contro un Pistunina. avversario difficile che è il Pistunina di Nellomiano, e anche qui si fossero svegliati prima, a Santa Venerina avessero aggiustato un po' il tiro a livello societario prima, potevano anche lottare per evitare i play-out. E beh, a questo punto i play-out insomma sono anche vicini Sì. in un certo senso alla Sì. San Filippo. Sì, Angelo. sì, purtroppo abbiamo vanificato quel vantaggio importante che avevamo. Che è successo? È successo ad esempio sabato a Belpasso, abbiamo fatto una buona prestazione. Abbiamo perso 3-2, vincevamo 1-0, poi un 1-2 micidiale, siamo riusciti a recuperare 2-2 e poi abbiamo preso un gol in contropiede. Succede anche, questo è anche al Succede, calcio. una traversa, abbiamo preso... Potevate accontentarvi del pareggio, invece poi alla fine Ma e sai, anche quello è il risultato. Ma guarda, noi l'abbiamo giocato a viso aperto. Il portiere del Belpasso, Saglimbene, Sì. che è un signor portiere, Grande esperienza. grande esperienza, un portiere che fa la differenza in queste categorie. E come? Infatti si è Esaltato. Si è esaltato e niente. Però a purtroppo- questo punto bisogna stare un po' attenti, Molto perché, attenti. molto attenti, perché sai, queste partite nella parte finale di campionato Sì. veramente regalano tantissime sorprese, dice Sì. bene Carmelo, no? Sì. Sorprese che poi ti puoi ritrovare senza neanche saperlo a dover lottare o per retrocedere oppure magari questo è un essere escluso campionato- dai playoff. Questo è un campionato bellissimo, perché rischia di vincerlo la squadra, secondo me, come organico meno attrezzata di questo lotto di testa, che è il Via Grande, che hanno fatto negli ultimi 2 anni un progetto straordinario È a Via vero. Grande con mister Buttò. Non ci sono nomi se andiamo a spulciare l'organico, ma è una squadra che gioca a memoria. Io l'ho vista giocare e mi è sempre piaciuta. Certo, sarebbe da folli pensare che l'Aci Sant'Antonio, come hai detto tu, insomma, rischia di perdere nella parte finale la possibilità di vincere il campionato. Il duello però c'è, e duello quindi c'è. queste ultime 3 partite. Però io, Ettore, volevo domandare una cosa Sì. ad Angelo, perché quest'anno secondo me l'Aci San Filippo poteva fare molto di più, anche perché ha Sì. giocatori importanti Sì. come Papa, Boncialdo, una squadra di valore. La perdita a dicembre di Bracciolano, quanto basta a spiegare comunque il fatto che non siete riusciti a mantenere sempre una zona tranquilla? Insomma, la continuità vi è mancata. È insomma. mancata la continuità. Ma allora guarda, la perdita di Bracciolano è stato richiesto espressamente da una società che voleva puntare alla promozione diretta. Sai benissimo che in queste categorie ci sono anche giocatori che dinanzi ad un'offerta economica importante Vanno via. Noi fino a qualche settimana fa eravamo l'attacco più importante. Beh, avete Papa che insomma è uno che Abbiamo gol li avuto- fa sempre, no? Abbiamo segnato quest'anno tanti gol. Se non sbaglio ora ci siamo ancorati verso la seconda o terza posizione come miglior attacco. Certo, abbiamo perso un riferimento importantissimo in avanti, sono arrivati altri giocatori bravi, abbiamo perso un po' di smalto in fase di conclusione, però... E quindi si rischia di perdere. Sì. Però insomma non mollate. No, non dobbiamo mollare perché perché fare sennò- i play-out significa stare un altro mese Beh, a parte quello, poi che rischia anche di perdere la categoria. No, ma noi voglio- l'abbiamo fatto già l'anno scorso, È vero, è l'abbiamo vero. fatto e non lo vogliamo fare quest'anno. Benissimo, abbiamo chiuso quindi la parentesi dedicata al campionato di promozione. Vogliamo ringraziare ancora una volta la presenza di Angelo Mirabella dell'Aci San Filippo, presente soprattutto perché insomma responsabile dell'Apport, l'associazione preparatori portieri italiana, un'associazione che cura il progetto di Sì. inserire in un gruppo più portieri dilettanti e professionisti Certo. possibili, Sì. con la possibilità giustamente di insegnamenti, di stage, di miglioramenti Certo. sia tecnici che Certo. globali, no? Sì. Organizzativi. Ma noi siamo sotto questo aspetto abbastanza radicati nel territorio nazionale. L'appuntamento più importante si fa quest'anno, sarà dal 31 al 3 giugno Sì. a Peschiera del Garda. È un corso Una convention proprio. multilivello, è una full immersion
dove ci sono preparatori e portieri italiani e stranieri. Ah, questo è importante. Sì, perché sudamericani, argentini, professionisti, e dove ad esempio io come tanti altri che operiamo nel settore dei dilettanti è un arricchimento e una conoscenza assolutamente di di grande mille qualità, sfaccettature che riguardano le tematiche del numero 1. Siamo contenti che esistano queste associazioni perché si migliora la qualità dello sport. Sì, sì, noi in genere. cerchiamo di dare qualcosina ai nostri ragazzi. Per In bocca al lupo per l'ACI San Filippo, Crepi. mi raccomando. Grazie. Salutiamo il nostro Carmelo Puglisi, oggi presente con i tabellini e i commenti di interregionale di eccellenza e di promozione. Saluto Tra l'altro a voi, reduci grazie. anche da una vittoria importante, quella del Milo, che finalmente ha raggiunto questa agognata una bella promozione. una bella realtà. Benissimo, grazie a Grazie a Carmelo voi. Puglisi. E che facciamo a questo punto? Diamo spazio alla pubblicità. Perfetto. A fra poco qui a Penalty. Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ma parliamo invece adesso noi del campionato di prima categoria. Salutiamo il nostro Luca Loisi in postazione per raccontarci queste giornate finali di un campionato, quello di prima categoria, sempre molto incerto. Ogni settimana sorprese su sorprese. Sorprese in tutti i gironi. È vero. E salutiamo anche il nostro nuovo ospite, parliamo con Giovanni Garofalo, allenatore del Valverde. Ciao Giovanni, ben trovato. Beh, che è andata? Com'è andata questa settimana? A noi abbastanza bene. Agli altri insomma Sì, un po' agli altri meno. un po' meno, è buon per noi comunque, È buon che per voi. approfittiamo pian pianino. Ma io ho perché guardato la classifica, insomma ancora non è detta l'ultima parola No. per i playoff. Ci avevano dato per morti un mesetto fa, invece siamo vivi Bene, e bene, contiamo di rimanerlo fino sono alla fine. contento, sono contento. Anche perché è il mio paese. Ah sì? Sì, l'ho scoperta adesso. Dimenticavo. Quindi forza. Allora forza, abbiamo una tifosa d'eccezione. senz'altro. Bene, allora siamo pronti per il girone H, Sì. lo facciamo insieme a Giada, diamo lettura chiaramente dei risultati e poi successivamente anche la classifica della 23esima giornata. A Racalmuto, Sporting Racalmuto, Accademia Empedoclina 0-0. A Bivona, Virtus Bivona, Aquila San Michelese 1-1. Mirabella, Atletico Caltanissetta 3-3. A Milena, Milena Casteltermini 1-1. A Mussomeli, Mussomeli Libertas Racalmuto 2-0. A Canicattì, Club Airone Sommatino, Nuova Villa Seta 3-0. A Sera di Falco, Sant'Angelo Licata 4-1. Ennesima vittoria del Sera di Falco, ormai già da qualche settimana praticamente in promozione. Guardiamo la classifica, parliamo della 23esima giornata. Sera di Falco in vetta con 62 punti, Sant'Angelo Licata 45, Libertas Racalmuto e Mussomeli 44 punti, Sporting Club Racalmuto 34, Accademia Empedoclina 32, Milena, Aquila San Michelese e Atletico Caltanissetta 27, Club Airone Sommatino 23 punti, Mirabella 22, Virtus Bivona e Casteltermini 20, Nuova Villa Seta 6. C'è da dire poco, no, su questo girone, ormai si punta soltanto il quadro verso i playoff, i play-out anche comunque. Play-out. Il Sera di Falco non si accontenta della vittoria del campionato, ha battuto un 4-1 la Sant'Angelo Licata, seconda in classifica e tra l'altro unica squadra ad essere riuscita nell'intero campionato a battere la capolista. Quindi la Sant'Angelo Licata però ha mantenuto il secondo posto perché la Libertas Racalmuto è stata sconfitta nello scontro diretto a Mussomeli, ora le due squadre sono appaiate a 44 e meno uno della Sant'Angelo. I playoff rischiano di non farli la quinta in classifica perché si trova a meno 11 dal Sant'Angelo secondo. E quindi probabilmente verrà fuori. Benissimo, proseguiamo. Dopo il girone H passiamo al girone G. Abbiamo il Canicattini che continua a essere sempre in vetta, ma la giornata di oggi ha riservato anche qualche sorpresa. Guardiamo naturalmente il tabellino dei risultati e anche la classifica, 23esima giornata. A Siracusa, Radinantes Floridia 4-2. A Canicattini Bagni, Città di Canicattini Frigintini 0-1. Ad Acate Ellenica 3-2. A Scollitti Soccer New Team Ragusa 2-1. A Pachino Nuova Camarinense 2-2. A Belvedere Real Ragusa 0-0. A Marina di Ragusa Rinascita Melillese 1-1.
A questo punto diamo anche la classifica sempre di questo girone, del girone G, dove abbiamo appunto, come abbiamo detto poc'anzi, il Città di Canicattini in vetta con 48 punti, ma il Real Ragusa è a 44, quindi ancora i giochi non Pochi sono punti di definitivi. distanza. Prego, a te. Città di Canicattini in vetta con 48 punti, Real Ragusa 44, Marina di Ragusa 40, Scollitti 37 punti, Pachino 35, Rinascita Melillese, Rarinantes e Frigintini 34, New Team Ragusa Belvedere 27, Ellenica e Nuova Camarinense 25, Acate 24 e per ultima Floridia con 2 punti. Ricordiamo che Belvedere, Floridia, New Team Ragusa e il Real Ragusa hanno una partita in meno, mentre Rinascita Melillese un punto di penalizzazione. Luca, questo fatto che appunto il Real Ragusa deve recuperare una partita, oggi il Canicattini ha perso, ho detto bene che ancora i giochi sono Sì, da giochi definire. ancora aperti. Il Canicattini sembrava avere quasi chiuso la pratica, invece è arrivata quasi inaspettata, sconfitta interna contro il Frigintini. Frigintini che in questa settimana ha totalizzato 6 punti perché mercoledì nel recupero ha vinto 2-1 su un altro campo molto difficile come quello della Rarinantes. Real Ragusa che però può un po' rammaricarsi perché non è andato oltre lo 0-0 a Belvedere, pareggio. quindi ha guadagnato solo un punto e a Peccato. meno 4 possiamo dire a meno 1 perché dovrà recuperare la partita in casa col già retrocesso Floridia, dovrebbe essere un risultato scontato. Quindi si giocheranno tutto nella prossima domenica quando ci sarà lo scontro diretto sul campo del Real Ragusa. Sarà veramente una partita da non perdere. Proseguiamo, così parliamo anche del girone del nostro ospite, il mister del Valverde. Prima categoria, girone F, 23esima giornata, questi i risultati. A Catania, San Pio X, Atletico Militello 5-0. A Castel di Iudica, Città di Augusta 0-2. A Paternò, Real Paternò batte Città di Mascalucia 4-0. A Valverde, Condor 6-1. A Siracusa, Sporting Priolo, Massimiliana 1-0. A Mineo, Sporting Barriera 2-2. A Catania, San Giorgio, Sporting Catena Nuova 2-0. A questo punto la classifica, in vetta abbiamo sempre la San Pio con 52 punti, c'è bagarre per quanto riguarda la zona playoff, ma guardiamo insieme la classifica, 23esima giornata. San Pio X in vetta con 52 punti, segue Città di Augusta 49, Sporting Barriera 46, Città di Mascalucia e Real Paternò 39, Massimiliana, Valverde e Sporting Priolo 37, San Giorgio 27 punti, Castel di Iudica 25, Sporting Catena Nuova 24, Atletico Militello 21, Mineo 16 e per ultima Condor con soli 3 punti. Luca, che dire, c'è bagarre a questo punto per i playoff, perché Sì. il Valverde con questa vittoria di questa settimana rientra nei giochi, qualcuno forse sta anche mollando sopra. Sì, sono 5 squadre nel giro di 2 punti per solo 2 posti. Tra l'altro in questo momento il posto è 1 perché la quinta ha 10 punti di distacco dalla seconda, quindi non farebbe i playoff. A questo punto è utile il quarto posto. Il quarto posto abbiamo visto che il Real Paternò oggi ha battuto 4-0 il Città di Mascalucia e l'ha agganciato proprio al quarto posto. Sì. In vetta invece la San Pio e il Città di Augusta mantengono invariati i distacchi, sempre 3 punti, mentre si stacca un po' lo Sporting Barriera che ha pareggiato 2-2 su un campo difficile come quello di Mineo. Probabilmente ha risentito anche un po' della stanchezza del ritorno di Coppa che ha giocato mercoledì, ha battuto 3-1 il Corleone e si è qualificato in semifinale dove ci sarà anche l'IG Virtus Barcellona. Il 4 aprile avremo le altre 2 semifinaliste tra le quali ci può essere il Valverde che ospiterà il Sinagra e deve ribaltare il 2-1 subito in terra messinese. Valverde che a questo punto può sperare di arrivare nel campionato di promozione anche per una via potenziale traverse. vittoria in Coppa. Sì, tra l'altro è una strada più breve, non più facile perché ci sono squadre, fior di squadre Anche da se insomma tutta la Sicilia. tenterete sempre di entrare nei Come playoff. no, noi
D'altra parte, ormai che siamo qui, sarebbe da folli non provarci. Beh, no? certo, Siamo 2 a 2 punti soltanto, E quindi... questo discorso dei 10 punti di distacco, Sì. diciamo, un po' può penalizzare, vediamo un pochettino cosa succede. Certo, noi i nostri playoff li giocheremo comunque, che sono il ritorno dei quarti di finale di Coppa. Tra quindi l'altro, questi non come ci mi vedeva dicevi nessuno. tu poc'anzi, squadra giovane, quindi squadra che anche in prospettiva Sì, può quindi- fare bene. Sì, abbiamo un progetto molto giovane, un po' sulla falsariga del Via Grande dell'amico Enzo Buttò. Enzo Buttò, che salutiamo, che sta facendo un campionato straordinario. Sì, tra l'altro infatti al campionato juniores le 2 squadre si sono date battaglia anche lì, no? Perché giocano molti ragazzi che poi giocano in prima squadra. Poi siete la una domenica. cittadina importante, perché siete la cittadina di Giada, quindi voglio dire... Sì, questo Quindi ci fa ci Ti dobbiamo onore. porta fare- bene, perché lei può diventare a tutti gli effetti una vera e propria mascotte della squadra. Speriamo, speriamo, magari i ragazzi si impegneranno di più Si adesso. impegneranno di più. Ci dobbiamo fare valere. Visto, già parla come se fosse sua la squadra. Dobbiamo fare valere. Benissimo, proseguiamo. Parliamo sempre del campionato di prima categoria. Chiudiamo appunto i tabellini della prima categoria con il girone E. Anche in questa occasione abbiamo la 23esima giornata. A te i risultati e la classifica. A Giardini Naxos, Ciclope Bronte 1-3. A Taormina, Sporting Taormina, Cometa Biancavilla 4-0. A Santa Teresa di Riva, Santa Teresa, Dacca, Aci Sant'Antonio 4-0. A Maletto, Città di Maletto, Desport Gaggi 2-0. A Pedara, Atletico Pedara, Furci 0-2. A Randazzo, Lineri Mister Bianco 1-0. A Giarre, Inessa, Real Belpassese 1-1. Pareggio importante della Real Belpassese a Giarre, campo difficile. La settimana scorsa abbiamo avuto il presidente che l'aveva detto che comunque sarebbe stata partita vera, e partita vera è stata. Infatti è venuta fuori una partita abbastanza spigolosa, pareggiata in maniera rocambolesca, però alla fine sia l'Inessa che la Real Belpassese hanno veramente onorato questo incontro di cartello. Ma guardiamo la classifica. Sì, in testa Real Belpassese con 46 punti, segue Santa Teresa, Randazzo e Città di Maletto 43, Ciclope Bronte 39 punti, Cometa Biancavilla 37, Furci 33, Inessa 32 punti, Dacca Aci Sant'Antonio 29, Sporting Taormina 28, Atletico Pedara 27 punti, Desport Gaggi 26, Lineri Mister Bianco 18 e chiude Giardini Naxos con 5 punti. Che gran confusione per il secondo posto, Luca. A questo punto veramente non sappiamo più che dire. Sì. La Real Belpassese probabilmente con questo pareggio in questo campo difficile ha Sì, definito ha il suo superato ruolo un di ostacolo, star un del ostacolo girone. difficile, un 1-1 comunque positivo, sono 3 i punti di vantaggio, bastano 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 giornate. Mentre per il secondo posto? Per il secondo posto c'è una lotta molto bella, hanno vinto tutte, ha vinto il Randazzo, ha vinto il Santa Teresa e ha vinto Anche il il Maletto. Maletto. Sono tutte a quota 43 e Ha quindi vinto anche il Bronte, tra l'altro. si daranno battaglia fino alla fine. Bronte che ha superato la Cometa Biancavilla nell'ultima posizione utile per i playoff. Cometa Biancavilla che è stata battuta 4-0 a Taormina dallo Sporting, un risultato un po' a sorpresa soprattutto nella quantità delle reti subite dalla Cometa, che era la miglior difesa del campionato. Ma io non ho capito bene, ma la Cometa ha avuto una picchiata in caduta libera da un paio di settimane a questa parte, impressionante. Erano venuti qui con tanta energia, erano Lottavano per il vertice quando li abbiamo avuti ospiti, ora la squadra è addirittura fuori dai playoff. Beh, speriamo che si riprendano. Ci insomma. sono ancora 3 giornate, la possibilità di raccontare il quinto posto ancora ci sono. Allora, così chiudiamo il campionato di prima categoria salutando anche il nostro mister. Abbiamo detto squadra giovane, società giovane, anche se insomma di giovane, caratura, ma poi perché insomma ha fatto tanti campionati importanti. Credo anche un esempio, diciamo, di serietà, Ecco. di anche parole sempre mantenute e anche i dirigenti. Una struttura persone anche affezionate. ben organizzata dal punto di vista proprio tecnico, perché so che avete un buon settore giovanile. Sì, no, poi abbiamo fatto questa fusione con la Pro Catania, Sì. da cui io provengo tra Sì. l'altro, e quindi siamo Pro Catania Città di Valverde, la Pro Catania cura tutto il settore settore giovanile e il giovanile. Valverde cura la juniores e la prima squadra. Avete il quindi campo, quindi non dovete abbiamo il elemosinare campo che- spazi. Sì, perché esatto, che a Catania è già tanto, voglio già dire, la è provincia tanto, di avere un Catania campo è già dove ci si tanto, può allenare sì. senza stress, Senz'altro, indubbiamente senz'altro. questa cosa aiuta tantissimo. E quindi sì, Bene. insomma,
Comunque io ho l'impressione che voi non mollate. No, io credo che non voi molliamo, potete siamo dire ancora la duri. vostra nel campionato di prima categoria. Tra l'altro gli altri hanno un calendario molto complicato, noi abbiamo un calendario che abbordabile. sì, che Con chi insomma, giocate, se le ricordi le partite? noi adesso giochiamo a Catena Nuova, che è un campo difficile, però ce l'andremo a giocare. Poi abbiamo il Priolo in casa, quindi abbiamo questo scontro diretto unico in casa, e poi giochiamo col San Giorgio, che speriamo sia già salvo e quindi meno cattivo rispetto a quando deve fare la partita della vita. Il calendario è dalla vostra. Sì, noi non facciamo tifo per nessuno, ci teniamo a dirlo, No, però ci insomma, mancherebbe guardando un altro. po' le partite che vi rimangono potete Sì, dire la vostra. le altre si devono tutte affrontare tra loro, quindi noi speriamo che si mangino punti a vicenda. E Poi da noi- questa settimana avete un'altra tifosa in più, quindi voglio dire, sicuramente possono essere positive insomma, tutte le sue Sì, positività che lancia. Più la tifosi nostra ci gialla. sono e meglio è sempre, perché comunque il calcio è fatto di energie, no? Anche, Assolutamente, quindi, e di passione. Di passione, soprattutto. senz'altro. Benissimo, ti ringrazio Giovanni, Grazie buon a lavoro, voi. so che ti aspettano delle settimane intense, perché senz'altro. indubbiamente a questo punto, come hai detto bene tu, insomma ve la giocherete, la quindi giocheremo e c'è la l'impegno Coppa sarà il 4 fondamentale. aprile, E poi c'è la Coppa, insomma, che che altrettanto è un'altra via per arrivare al campionato Molto di promozione, importante. un po' più difficile perché indubbiamente le difficoltà possono esistere. Grazie per essere stato Grazie a presente voi qui a per Penalty, l'invito. ci fermiamo, abbiamo l'ultimo spazio di... Pubblicità. perché A poi fra dopo poco. arriverà la seconda categoria. A tra poco. Mi raccomando però, quando fai il tifo del Valverde pensa anche al Milo. Però il Milo ha vinto. Ma il Milo non lo tocchiamo, che No. qua c'è Dario. Infatti salutiamo subito Dario Giuffrida, finalmente contento perché il Milo ha vinto finalmente questo È girone. la giornata che aspettavo da 2 mesi. Quindi... Ma noi un po' tutti qui in redazione l'aspettavo perché eravamo Ansia, tutti ansiosi. Però non parliamo subito del Milo perché ci sono gli altri dulcis in gironi. fundo, facciamo sì, questo, facciamo in modo perché abbiamo anche le immagini della festa tra l'altro del Milo, quindi è stata una partita importante. Hanno vinto quanto? 3-1, 3-1. Quindi voglio dire, perfetto. Quindi un risultato importante che... Vabbè, ma Vabbè. ne parliamo dopo. Tra l'altro ci sono stati 2 recuperi, quindi andremo a parlare del Milo abbastanza velocemente perché nel girone I c'è stato un recupero. Un solo recupero Sì. ad Ispica, New Pozzallo, Sporting Eubea che ha vinto 0-3 a tavolino. Possiamo vedere già subito la classifica che si è spostata soprattutto a favore dello Sporting Eubea Sì. che va adesso a 49 punti Sì. e quindi insomma in linea di massima Dario credo che probabilmente con questa vittoria nel recupero Sì, i giochi nel girone I sono quasi definiti. Questa è la classifica, guarda. I giochi nel girone sono quasi definiti, mancano 2 giornate, quindi come dire, si tratta solo della formalità, ma c'è anche una lotta playoff ormai chiusa. Sì. La lotta più interessante paradossalmente è in coda, dove ci sono 4 squadre in 4 punti, quindi queste ultime 2 giornate diranno veramente tutto quello che c'è da dire e poi su chi retrocederà. Anche un altro recupero nel girone F, dove abbiamo la Robur che ha ormai già vinto il campionato da qualche settimana. Qual è stato il recupero? A Maniacese Sant'Alfio 2-0. Guardando la classifica notiamo che la Maniacese ormai ha consolidato il suo secondo posto. Dario? Sì, ormai secondo posto consolidato, anche se mai dire mai nella Certo. vita, ovviamente. La Robur è promossa già da tempo. Questo è un risultato che soprattutto fa classifica per il Sant'Alfio, perché era la possibilità, l'unica possibilità che avevano di poter agganciare i playoff, di avere qualche speranza in più. Ovviamente una sconfitta di questo genere tende a ridimensionare le prospettive. Girone H, 21esima giornata, qui la giornata è stata completa e guardiamo subito Sì. i risultati, ce le legge come al solito Giada. A Catania, Picanello, Atletico Francofonte 3-0. A Catania, Aquila Monteserra, Librino 4-3. Sempre a Catania, D'Agata, Liotru 1-1. A Carlentini, Megara Augusta 0-2. A Sortino, Raddusa 6-0. A Ramacca, Junior Ramacca, Vizzini 2-0. Insomma, la classifica possiamo anche guardarla soltanto per Sì. capire che indubbiamente il Carlentini con 49 punti ha già vinto il campionato da qualche da settimana. un paio di La lotta settimane. ormai è soltanto riservata alla Secondo, zona terzo playoff. Ma neanche, perché neanche praticamente più di tanto, la perché il zona Sortino non playoff, ce la farà esatto, sicuramente. il Sortino non ce la farà, la matematica ormai lo condanna. Diciamo che c'è la bagarre per chi si aggiudicherà questo secondo posto. La lotta è in coda, dove però l'Aquila Monteserra con
nel derby con il Librino oggi ha ottenuto 3 punti importantissimi e le permettono di allungare a +3 sul Raddusa, che ha preso una pesante batosta dal Sortino, appunto 6-0, e adesso servirebbe un miracolo al Raddusa per poter appaiare l'Aquila all'ultimo, penultimo posto, e poi giocarsela in un eventuale spareggio. Beh, vedremo nelle prossime giornate. Ne rimangono, se non sbaglio, 2. No. Per questi giorni ne manca una. Una. Hai ragione. E adesso passiamo a questo girone famosissimo. Girone. A chi non conosce il girone del Milan? Il girone, Girone G. il girone G ormai è diventato un tormentone di penalty. Guardiamo subito i risultati e poi racconteremo la festa del Milo, che vincendo 3-1 vola finalmente, direi, in prima categoria. Risultati e classifiche del girone G. A Valguarnera, Valguarnerese, Aci Bonaccorsi 2-1. Ad Acireale, Realaci, Belpassese 2-3. A Belpasso, Real Piano Tavola, Libertas Aci 7-2. A Centuripe, Real Centuripe, Pisano Cosentini 3-3. A Milo, Milo batte Real Adrano 3-1. A Tremestieri e Treneo, Canalicchio, Tremestieri 1-0. E a questo punto la Cibonaccorsi ha un po' mollato definitivamente, perché chiaramente Non c'è stata neanche la suspense di ascoltare con il telefono magari qualcuno che informava. Tra l'altro oggi ha perché perso. ha Salutiamo perso il a presidente Valguarnera. Anastasi. La squadra del presidente Anastasi ha perso, quindi ha reso quasi superfluo Sì, il questa successo ennesima del vittoria Milo. del Milo. E però ce lo prendiamo lo stesso. Ce lo prendete. 47 punti e si vola in prima categoria, risultato storico perché è la prima volta per questa società. Per quanto riguarda i playoff, a questo punto i giochi sono tra Cibonaccorsi, Valguarnese, Valguarnerese, Real Piano Tavola e il Canalicchio. Anche la Belpassese potrebbe dire qualcosa nell'ultima giornata. Ovviamente ci sono delle combinazioni che poi andranno verificate. In coda tutto deciso, perché la Libertas è retrocessa ormai da tempo, ma prima ancora credo che la matematica poi la condannasse. E guardiamo queste scientificamente. immagini del Milo, così capiamo bene che cosa è successo. Atmosfera straordinaria, perché insomma intanto la struttura di Milo ti porta anche a divertirti quando vai a vedere una bella partita. Diciamo che è un po' meno divertente quando ci giochi, perché il campo in erba è anche abbastanza pesante. Io, avendoci giocato, Fuochi so di cosa d'artificio, parlo. guarda un po' cosa hanno fatto, Sei Sì, contento? Vabbè ragazzi, No, salutiamo chiaramente tutta la dirigenza che è riuscita veramente con un grande sforzo organizzativo a costruire una squadra di qualità. Tu insomma sei stato colui che ce l'ha raccontata per tutta la stagione, quindi potrai parlarne più di tutti. Sì, anche perché di tutti coloro che festeggiano lì sugli spalti conosco veramente praticamente tutti i segreti, tutti gli scheletri dell'armadio, però ovviamente in senso positivo. È una vittoria di campionato meritata. Spesso si è detto che il Milo, specialmente nel girone d'andata, vivesse sulle prestazioni di Antonucci. Il campionato ha dimostrato che non è così. È stato soprattutto un gruppo capace di sopravvivere a quest'ultimo mese, dove dalla partita con il Canalicchio in poi è successo di tutto un po'. 3 gol annullati a Valguarnera, squalifiche piovute appunto dopo la gara con il Canalicchio che hanno decimato l'organico a disposizione. Poi anche un po' la psiche ne risente, perché abbiamo visto la partita della la scorsa tensione settimana. di dover fare per forza questo ultimo punto di matematica certezza poi ti porta giustamente a rincorrere e quindi a non essere sereno. Diciamo che hanno avuto una perdita di E poi serenità c'è non Antonucci, indifferente. che vedo molto carico, molto determinato, giocatore importante nel panorama del calcio dilettantistico per molti anni. Adesso C'è anche il capitano, anche se ultimamente non ha giocato spessissimo Raciti. In questo momento c'è anche Michele Patane, che è uno dei dirigenti, mio ex compagno di squadra, è quello che riprende con la telecamera, è uno degli momenti. artefici di questo Milo, insomma. Va bene, adesso di che parleremo? Adesso parliamo del futuro, della conquista della Champions League. No, adesso invece bisogna far sì che insomma ci sia una continuità e quindi che il Milo il prossimo anno possa organizzare una buona stagione con un buon gruppo Se ne sta tecnico. cominciando già a parlare. Bene. Ovviamente non è una cosa che riesce a progettare dall'oggi al domani, Però nelle prossime settimane sicuramente sapremo di più. benissimo. A questo punto abbiamo chiuso con queste immagini festose di Milo che ha raggiunto la prima categoria con la
la contentezza un po' nascosta, ma sotto sotto c'è di Dario. No, nascosta proprio per non c'è niente, proprio, sono anzi, molto contentissimo dichiarata ragazzi, anche su perché questa così vittoria. finite di prendermi in giro. No, ci mancherebbe, no, non ti abbiamo mai preso in No, giro, vabbè, perché si un po' ci scherza. scherzava, no? Ragazzi, si scherza. Magari speriamo di avere qualcuno del Milo finalmente La ospite. prossima settimana faremo in modo di così, avere qualcuno del insomma, Milo. festeggeremo anche con loro questa Ragazzi, bella una faticata vittoria. finalmente ce l'abbiamo fatta. Benissimo, grazie a Dario Giuffrida. Grazie È rimasto a te, in postazione non internet, ma così per controllare gli ultimi risultati e confermarci che tutto quello che abbiamo detto era giusto. Sì, Al nostro Luca Loisi, che rivedremo la settimana prossima. Grazie Luca, come al solito sempre molto importante per quanto riguarda la realizzazione dei tabellini, dei risultati, della classifica. A tal proposito, come al solito, ringraziamo anche il nostro webmaster Daniele Gambino per le schermate e ringraziamo anche la nostra Giada Di Mauro, che oggi sola soletta ha condotto la trasmissione Penalty. Perché la nostra Lorena ancora molto in tournée, perché noi abbiamo anche una valletta Come direbbero, è ormai importante. ormai importante, quindi vabbè, pazienza, la salutiamo, la rivedremo la settimana prossima, allo stesso orario, chiaramente. Sì, a che sì. ora? 19. 19, su Sesta Rete di Catania, Sesta però Rete di Catania. teniamo a sottolineare questa cosa, perché Anche se poi andiamo in replica il in lunedì tanti posti. Sì. io le voglio ricordare alle televisioni che ci seguono, sono TRA di Aciriale, Prima TV di Giarre, TGR di Randazzo, TVR Xenon di Caltagirone, poi abbiamo anche Teleblea per quanto riguarda la provincia di Ragusa, Canale 8 per quanto riguarda invece la zona di Siracusa e province, ed infine anche Teleradio Ciclope e Bronte per tutti i paesi etnei. Insomma, li abbiamo veramente ricordati tutti e tra poco ci sarà anche un'altra sorpresa tra qualche settimana, ma non vogliamo anticiparla. Non anticipiamo. Benissimo, a tutti il buon proseguo con le trasmissioni che verranno dopo questa di Penalty, che è stata dedicata interamente, e lo fa da sempre, al calcio dilettantistico. Appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Arrivederci.